ogni tanto mi ascolto le playlist nuove di rap e inorridisco, vi dico la verità, devo essere onesta. Mi sa che mi faccio la doppia H. Beva, ben ritrovata, ben ritornata a Doppia H, ben ritornata su Radio Popolare. A parte il fatto che tendenzialmente qui si parte, lo sai, con la domanda qual è il tuo piatto preferito. Esatto. Io te l'ho già fatta, ma non c'era lui. Io non c'ero, quindi questa devo cosa- saperla, sono curioso. Lui ha questo tipo di... E quindi te la rifaccio, qual è il tuo piatto preferito? Allora, forse, nonostante le Mm. mie origini fiere piemontesi, il risotto allo zafferano con l'ossobuco. Ok, Urca! classico milanese proprio. Oh, mi piace tantissimo. Qui ci sono... questo Tanta il roba. problema, qui sono le radici che... vabbè, però è approvato. Sì, totalmente. Esatto. Vabbè, Milano, Sì. Esatto. ovvio. A Milano, figa. dai. Così, figa. Ti è uscito tantissimo. Tantissimo. Senti, Quando sente risotto allo zafferano ossobuco. e gli sale... Sì, Mi è sa così. il milanese. Senti, ti volevo dire proprio invece in merito ai brani che stai lasciando sul tuo percorso, dall'uscita del tuo ultimo disco, da cui ormai è passato molto tempo. Volevo chiederti innanzitutto come mai questo tipo di approccio? Allora, io credo che essendo io un tutt'uno con la mia musica, nel senso che scrivo tutto quello che canto e canto quello che vivo, quindi scrivo, la mia musica cresce sempre con me, credo che racconti molto proprio il percorso personale che ho fatto in questi anni, quindi dopo il mio disco io mi sono un po' persa artisticamente per un po' di motivi personali, devo dire, che si sono poi riversati sulla mia musica. E quindi questi anni qua sono serviti proprio a rimettere i piedi uno dopo l'altro nel posto giusto, no? Per impostare il giusto percorso. E quindi questo racconta un po' questi anni, insomma. Come hai fatto a rimettere i piedi nel posto giusto? Cioè, cos'è che ti ha accompagnato da un lato, cosa ti ha aiutato a farlo e dove hai cercato un po' questa nuova fase di te stessa? Dove ti sei cercata musicalmente parlando in questo periodo? Allora, io ho dovuto sicuramente ritrovare proprio la mia esigenza di fare musica a un certo punto, nel senso che l'avevo un po' persa. E la mia esigenza è un tutt'uno con il genere con cui ho iniziato proprio a fare musica, quindi l'avevo un po' perso, diciamo, l'avevo messo fuori fuoco, mettiamola così, quindi ho dovuto rimettere a fuoco quell'esigenza lì e di conseguenza la mia espressione. Dopodiché ho fatto un grandissimo lavoro personale che va a braccetto poi con la musica, ma in realtà è a parte. Certo. E soprattutto ho dovuto circondarmi di persone, lavorativamente parlando, che però poi con cui ho anche sempre dei rapporti personali ottimi, quindi avere un buon team è fondamentale sicuramente. Chiaramente, e invece il processo di scrittura per arrivare a scrivere questo singolo e anche altri singoli che sono usciti anche comunque recentemente, voglio capire se poi appunto ci sarà nel mente futuro anche eventualmente un'uscita di un album a questo punto. Beh, sicuramente sì. Ok? E il processo di scrittura proprio per arrivare poi a comporre questi singoli, qual è stato il tuo percorso? Io devo dire che ogni singolo ha un percorso a sé, quindi dipende tanto dall'esigenza che ho in quel momento. Nel caso di quest'ultimo singolo è stata un'esigenza quasi viscerale di fotografare un momento storico proprio della mia vita e in qualche modo mettergli un po' un punto. Quindi è servito a me, ma dall'altra parte avevo anche bisogno di farmi un po' portavoce, se vogliamo, di una dinamica che è un po' generazionale ai giorni d'oggi, quindi che si straparla delle relazioni disfunzionali, ma molto poco di quello che succede quando esci da una relazione disfunzionale, quindi di quello che succede quando poi magari incontri una persona che non è disfunzionale oppure non incontri nessuno perché hai troppa paura certo. di ritrovarti in quelle Quella dinamiche, situazione. quindi io volevo un po' raccontare questo tipo di situazione qua. Ci sono altri singoli che invece nascono solo da una grande esigenza di dimostrare che sono molto forte. Chiaramente. Cioè, che è una cosa molto legata al genere a cui prima ti riferivi, che è un po' a casa tua. E a proposito di questo, no? Quando si è all'interno dell'hip hop come cultura, del rap come genere, si ha questo forse problema in maniera un po' più facile, cioè quello di far corrispondere la propria identità a quello che si racconta, perché nonostante si arrivi apparentemente un po' più come personaggi, siete gli unici cantanti che arrivano sempre con un moniker, cioè nessuno di voi si chiama voglio dire Cosimo Fini, ok? Ma avete ovviamente, però in realtà è il genere in cui ci si espone di più, in cui si racconta di più spesso di sé, in cui la gente si aspetta una certa dose di credibilità in quello che raccontate, storytelling a parte.
da un lato c'è questo, dall'altro c'è quello che citavi ora, ovvero il tentare di fotografare qualcosa che viene attraversato da tante persone, no? E che magari viene poco rappresentato. Rappresentare è un altro verbo fondamentale di questa cultura. Ci hai raccontato di un periodo un po' più di difficoltà. Com'è il tuo rapporto oggi con il rap? Quanto è tornato a essere uno strumento che è utile a te? Che domanda complicata. Ma direi al 100% in realtà, nel senso che nel momento in cui mi sono un po' persa fra le tante cose che diciamo invadevano un po' la mia testa, c'era anche l'aver perso quello che voglio fare io e quello che vogliono da me gli altri. Mm. Che spesso succede quando uno poi ottiene dei numeri o comunque ha poi un'aspettativa da parte di un pubblico. E quindi io ho dovuto molto decostruire questa cosa, ho dovuto decostruire la competizione, la competitività che c'è comunque in questo ambiente. Io sono una persona molto competitiva, però a me la competizione ammazza, quindi ho dovuto proprio decostruire questa cosa. Ho dovuto ricominciare a fare musica per me, quindi ad oggi sì, 100% io quello che scrivo lo scrivo in primis perché ho proprio bisogno, cioè da quando sono piccola io scrivo sempre per mettere un po' in ordine la testa, l'ho sempre fatto, anche prima di scrivere canzoni scrivevo altre cose, quindi è proprio il mio modo di mettere un po' in ordine i pensieri. Se poi riesco a metterli in ordine in un modo che aiuta a fare chiarezza qualcuno che li ascolta, allora ho vinto, insomma. E oltre appunto al rap, artisticamente stai un po' spaziando anche ultimamente. Ho visto che hai un podcast. Sì. E come nasce questa idea e quanto poi artisticamente ti aiuta anche a te a esprimerti in modo diverso a questo punto? Allora, nasce perché, vabbè, io sono una grandissima logorroica, insomma, a me piace tanto tanto parlare. Sei in un club Esatto. di gente che se Non abbiamo trovate problemi. sto mestiere non a caso, diciamo. Sì, Sì, esatto. sì. Quindi sicuramente quella è una grande attività in generale, proprio il dialogare con le persone che a me piace fare. In particolare io sono una grandissima ascoltatrice di podcast e proprio tanto, e mi mancava sempre una parte in questi podcast che è un po' di realtà, cioè mi spiego meglio. Un po' meno intervista, un po' meno l'artista o insomma la persona dell'ambiente dello spettacolo che viene a fare autopromozione, e un po' più che viene a parlare come parlerebbe con un suo amico a casa dopo una serata. E visto che io da sempre faccio fatica a fittare un po' in questo ambiente dello spettacolo perché sono una persona molto autentica, faccio un po' fatica a performare, ad andare negli ambienti milanesi, diciamo, a fare tante chiacchiere un po' inutili, cioè lo faccio ma mi affatica. Ok. Ho poi sempre bisogno, dopo il party, di questo after party con amici veri, dove si parla di cose vere, dove c'è meno imposizione, dove non c'è dire la cosa giusta, fare bella figura, parlare di quello che si fa, dei nuovi progetti, ma c'è solo magari parlare dei progetti, però dire io c'ho una paura, non guarda sto facendo questa cosa. Essere te stessa veramente, Sì. diciamo. E quindi ho detto non è che c'è qualcun altro nell'ambiente dello spettacolo che la vive un po' come me e ha voglia di avere un ambiente, uno spazio sicuro dove ci sono le telecamere, ma non devi per forza sederti e dirmi guarda sto a una bomba, ho un sacco di cose per le mani, sto facendo questo, sto facendo quello, puoi anche dirmi io in questo momento sto pieno di pare, di ansia per questo, per questo, per quest'altro, non lo so. Quindi questo è. Secondo me questa cosa qua in questo ambiente forse davvero è un grosso non narrato fino a questo momento, nel senso che si è arrivati ad esporre artisticamente in alcuni casi anche la propria vulnerabilità, ma invece quando poi si entra nell'ambiente dello spettacolo, in alcuni casi semplicemente nell'ambiente di Milano, bisogna sempre essere performativi, a volte quasi anche con gli amici. Sì. No raga, tutto bene, o anche sto per fare una roba che è una bomba, e bisogna sempre dare, no, quest'idea, quest'ansia totale di, forse è un po' generazionale, forse legata a 2000 cose, per cui tramite i social vediamo che agli altri va sempre tutto una bomba, certo. E quindi devi, quello no? è un po' il senso, perché poi i social sono una vetrina, anche i podcast sono una vetrina, Certo. cioè uno va a raccontare la cosa più interessante che ha da dire di sé in quel momento, no? E mi piaceva l'idea di creare uno spazio in cui noi chiacchieriamo per un'ora, ma non per forza è un'ora di cose super interessanti, cioè per me sono interessanti, ma perché le persone che io invito sono persone che realmente ho piacere di conoscere. Ok. Quindi io invito solo persone per cui io ho domande spontanee, che non mi scrivo, che non leggo, che chiacchieriamo, e qualcuno, il pubblico da casa, ha l'idea un po' di spiare una conversazione fra due persone che in realtà non si conoscono ma vengono un po' dallo stesso ambiente, quindi
nella mia testa era una cosa interessante, poi vedremo. No, Secondo, chiaramente. secondo me comunque appunto è il tentativo di trovare una risposta a un interrogativo che un po' aleggia, che è quello, ma siamo veramente tutti così, intorno a me sono veramente tutti così, oppure stiamo vivendo in uno schema un po' ansiogeno, tra l'altro, parecchio, e chiuso. Per cui sicuramente una chiave di lettura importante in un momento come questo, dicevamo, in cui e forse anche in quello che ti è successo prima di questo periodo in cui hai fatto un po' la pace col tuo lato creativo e con l'ambiente, un po' per tutti l'ansia è una delle caratteristiche che è arrivata dopo l'ondata dell'ansia del Covid e tutto quello che continua a succedere intorno, però anche a livello personale è un po' una delle sensazioni che ci pervade. Tu intanto la senti questa cosa a livello, cioè intorno a te, e come ti ci approcci da un punto di vista magari anche artistico? All'ansia, dici? Sì. Allora, io sono una persona tanto Mm. ansiosa, cioè soffro proprio tanto di ansia. Ti mentirei se ti dicessi che ho trovato la cura a questa cosa, diciamo che ci lavoro un po' tutti i Mm. giorni. Sicuramente ho imparato a non vederla più come una grande nemica, ma più come un sintomo, no? Quindi come quando, faccio un esempio molto stupido, ti viene mal di testa, in realtà avresti solo bisogno di riposare. Se tu prendi un occhi ti passa mal di testa, ma poi ti verrà domani. Insomma, sì. cioè, il fatto è che il tuo corpo ti sta dicendo che devi un attimo prenderti del tempo per te. Chiaro? Se a me viene l'ansia vuol dire che devo un attimo riordinare qualcosa nella mia testa quasi sempre, perché poi l'ansia è una di quelle sensazioni che non è concreta, cioè non è, non è razionale, non c'è niente di, no? Perché l'ansia viene per l'ansia del futuro, ma tu non Sì. sai come sarà, cosa succederà, non puoi controllare. È tutta una roba astratta e Certo. assolutamente irrazionale, quindi cerco di razionalizzarla un po' e di stare nel presente più possibile. Dopodiché io sono un'ansiosa. Quindi. E i Questo, social quanto sì. ti disturbano per questa cosa qua? Nel senso, magari vedere altri che artisticamente fanno cose o che ottengono i loro successi, ovviamente. Quello fa parte un po' della mia decostruzione della della competizione che ho dovuto attuare, insomma, quindi ti mentirei se ti dicessi che ogni tanto vedo delle cose e dico, io pure vorrei, che succede? E mi viene l'ansia, cosa ho sbagliato Ok. io, perché io non sono. Questo accade. Però devo dire che in questo momento storico della mia vita cerco tanto di pensare più a cosa voglio ottenere io, piuttosto che. Tanto è un po' inutile. Un'altra grande chiave, secondo me, per stare in questo mondo è che non serve a niente paragonarsi con gli altri, perché veramente ognuno ha dietro un altro mondo che funziona in un altro modo e non è che se sta ottenendo il risultato che tu non stai ottenendo, ci sono miliardi di variabili che non dipendono strettamente dai meriti o dal No, talento, chiaro. quindi è un po' inutile. In parte questo, in parte non è che la strada del successo di uno è la strada del successo di tutti. No, Quindi o ci arriva assolutamente. lui e quindi non ci sono arrivato io, però i percorsi sono tanti e poi sono tanti anche proprio i punti di arrivo che magari devi proprio solo immaginare fuori dal successo di qualcun altro. Però è anche vero che nell'immediato, anche proprio per la dinamica di prima, tu vedi solo successi degli altri. Esatto. successi degli altri. Ma sai, ogni tanto un esercizio anche che mi aiuta, Mm. che vale per miliardi in realtà di sfaccettature della vita, no? Anche, adesso non so quanto posso dilungarmi in questa cosa, però per esempio una ragazzina che cresce con un modello estetico irraggiungibile, oppure vede passare per strada una ragazza e pensa io vorrei avere, magari la sua insicurezza è il ventre, allora vorrei avere il ventre come lei. Un esercizio importante che aiuta è pensare, non puoi solo avere il suo ventre, puoi fare solo cambio. Sì. Faresti cambio di tutto? No. Allora mi Certo. tengo il ventre mio che magari è meno bello di quello. Lo stesso discorso vale un po' per tutto il resto, quindi magari tu stai vedendo in quel momento una persona che ha un successo su una cosa, che bello, vorrei avere quello, farei cambio la mia vita con la sua? No. Allora mi tengo la mia e boh. Sì. Chiaramente. Questo è un ottimo trucco. Aiuta. Esatto, me lo porto a casa. Adesso devo farti una domanda che facciamo un po' a tutti gli ospiti che passano qua da WH. Ed è, c'è un qualcosa che disseresti, ovvero un qualcosa che ti dà fastidio, che proprio non sopporti, o nella tua quotidianità o nel mondo in generale? Oddio, tantissime cose, Devi non sceglierne sopporto. una, però, devi sceglierne una. Ma io non sopporto tantissime cose, la falsità mi devasta, cioè la falsità, Ok. quella è una cosa che mi ammazza, sì.
Io volevo chiederti invece, abbiamo detto di come tu ti sei un po' riapprocciata alla scrittura e hai detto quanto la scrittura è sempre contata per te, anche prima del rap, è proprio stato un po' sempre un tuo strumento. Volevo chiederti da dove arriva questa cosa, da un lato, e dall'altro se per arrivare a quello o per nutrire quella parte lì è una cosa che arriva naturalmente oppure oggi decidi di dedicare del tempo a questo, perché dici ok, ho bisogno di decomprimere, quindi so che questa cosa mi serve e lì dedico del tempo a questa cosa qua. Allora, da cosa nasce sinceramente non lo so, io credo che dipenda dal fatto che quando ero piccola stavo tanto da sola, Mm. sono cresciuta in casa, per lo più stavo con mia nonna perché mia mamma lavorava tanto e mio papà desaparecido, quindi stavo tanto da sola e secondo me mia sorella grande anche scriveva, adesso non scrive più tanto, mia sorella grande è laureata a Oxford, dottorato in lettere Ok. classiche, quindi scriveva altre cose sicuramente. Però secondo me vedevo forse lei scrivere, però io scrivo cioè la mia prima canzone l'ho scritta a 8 anni, me la ricordo, si chiama Maresciallo, fa molto ridere questa cosa. Però io ho sempre scritto e è sempre stata la soluzione per me, cioè io odiavo la scuola, l'unica cosa bella per me della scuola erano le 3 ore di tema, perché io in un'ora avevo fatto il tema, 15 pagine, non so quante erano, e poi dormivo. Sì, Per sì, me era la cosa migliore, quindi mi è sempre piaciuto, non so dire esattamente che cosa l'abbia innescato, credo appunto che stavo da sola, quindi mi intrattenevo. La seconda domanda invece era... Se oggi decidi di dedicare del tempo a questo, sì. Ok, allora sì, nel senso che vabbè, inevitabilmente quando diventa un lavoro uno deve anche sbloccare il fatto che possa attivare quel tasto, Certo. quindi se io devo consegnare qualcosa, devo fare una cosa, schiaccio il tasto e mi metto lì. Va anche detto che ci sono dei momenti in cui non va, lo capisci più o meno subito e allora io lascio perdere, non è che sto là proprio a forzarmi perché la creatività credo che vada anche un po' Sì. lasciata fluire, se la stringi troppo non è mai buono quello che esce, magari esce qualcosa ma tanto la devi rifare, Sì, quindi tanto sì, vale che lascio esatto. perdere. Però io sono molto con le antennine su quando le persone parlano, quando leggo, quando vedo un film, quindi io mi scrivo sempre delle cose, per cui a volte parto da zero con il tasto che dicevo prima, più spesso parto da un'idea che mi ero segnata e poi la sviluppo. Ok. Prima di arrivare poi all'ultima domanda, che te la dico già così ti prepari, che è quella di consigliarci un brano non hip hop Ah. da mettere in onda, ti chiedo cos'è che stai ascoltando in questo periodo, se stai ascoltando nel mondo rap magari, nel mondo hip hop, italiano, straniero, c'è un qualcosa in particolare che ti ha colpito o che ti aiuta anche? Allora, ultimamente a me, forse nell'ultimo anno, l'artista che ho più che ho scoperto, che ho ascoltato di più è Young Miko. Mi piace tanto. Ha anche influenzato delle cose che ho scritto Ok. di recente. Di italiano mi piace Promessa, Ok. mi piace Saif, mi piace. Più prima di Sanremo mi piaceva, adesso non lo so, spero che non si perda. Perché secondo me Sai c'è che è un qualcosa augurio di... che a cui mi sento di ho un po', unirmi. sono un po' preoccupata, cioè Sì. quando Chiaramente. diceva sto scopando una leghista, grande giocata da fascia destra, cioè quella roba lì, Era tosta, sì, adesso sì. ho un po' paura. Però lui mi piace tanto, sicuramente un gran talento e non lo so, di musica italiana ne ascolto poco, ti dico la verità. ok. Cioè musica italiana Sì, attuale non ne sì, ascolto sì, sì. tanto. Poi hai fatto due nomi un po' della nuova generazione, diciamo, del rap. E come la vedi questa nuova generazione nel mondo rap italiano? Non lo vuoi sapere davvero cosa penso io della nuova generazione? No, io sono preoccupatissima, raga. Vabbè, ma forse io sono grande, non saprei, però io ogni tanto mi ascolto le playlist nuove di rap e inorridisco. Vi dico la verità, devo essere onesta. Adesso non voglio fare No, certo. No, chiaro. però mi sembrano tutti uguali, dicono tutti le stesse cose, tutti con lo stesso flow e non mi rimane niente. Se ne salvano veramente 3 o 4 che tra cui Che hai quello che ho nominato. nominato, sì, perché per il Ok. resto davvero non c'è un'immagine figa. Non è che dico che non voglio sentire le parolacce o che dici puttana della tua tipa, non me ne frega niente, se la dici bene una cosa la puoi dire, ma mi sembra che dicano tutto male e non mi lasciano niente. Questo è quello che penso. È ottimo. No, bel finalmente. tema. Esatto. Sentite la verità. No, esatto, Giusto, hai fatto giusto. bene. Del resto è questo, cioè non è che facciamo domande per finalmente. Invece io volevo chiederti, prima di arrivare al brano non hip hop, abbiamo avuto un po' di brani, hai detto sì, c'è un'idea di un disco. Cosa ci puoi dire di quello che succederà a Beba nei prossimi mesi?
Quando esce questa intervista? Esce in onda venerdì, poi Allora non ti posso dire proprio niente. e vai. Però dai, ci sarà tanto. Posso dire di monitorare molto la mia Puoi dire che presenza ci vedremo social. presto. Sì, diciamo. sì. Dai, ci ritroviamo Dai, presto. molto Bene, presto. molto bene. Adesso volete un brano? Aspetta. Esatto, adesso Vai. ti chiediamo Io un lo brano, sai non che hip sono- hop. Se c'è una cosa che io non sono capace a fare quando ti chiedono tipo Quella cosa lì. il tuo film Esatto. preferito, la tua canzone preferita, io vado proprio in para, non lo so. Io su film preferito e canzone preferita ne ho preparati 2 che non sono sicurissimo sia quelli, ma è la risposta automatica. Che dai sempre. Chiedi, io Allora. ti dirò l'odio. e Giusto, bene. vabbè, ci sta, ci sta. Esatto. Bel film. Ah, io lo so cosa Vai. darti. Ti dico Setangana, mi piace Mhm. tantissimo, però quale che mi piacciono tutte? Mm. Demasiado Mujeres. Perfetto. Ok, perfetto. Grazie mille Grazie Beba, mille. grazie per essere stata Grazie nostra a voi. ospite. Ci vediamo presto. Sì, certo. H, mi sa che mi faccio la doppia H.